Lunedì il ritorno tra i banchi per centinaia di studenti alle prese, chi con un debutto, chi con la continuazione del corso di studi, sempre affascinante ma anche faticoso. Se dal punto di vista degli organici ci sono ancora numerose mancanze da colmare, sotto il profilo delle strutture l'anno 2019-2020 sembra partire sotto i migliori auspici. A Sestri Levante gli alunni di Via Val di Canepa troveranno una palestra completamente rinnovata con un investimento di circa 65.000 euro. Rifatta l'area verde della scuola materna di Via Lombardia, è terminata la realizzazione di un nuovo bagno completamente accessibile per gli alunni della scuola di Santa Vittoria, garantiti 4 rientri pomeridiani settimanali per gli alunni della scuola Umberto I. Spazi ampliati e rinnovati per il centro di cottura nella mensa comunale di Via Lombardia, che verrà inaugurata la settimana prossima. Anche Santa Margherita Ligure è pronta ad accogliere gli allievi nelle strutture cittadine. L'intervento più articolato ha riguardato l'asilo di Via Madonnetta, adeguato alle normative di sicurezza. Chiuso il cantiere di lavori alle scuole Scarsella Rossi, per la scuola media Rossi già a luglio è terminata la realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio delle 2 palestre, nuovi bagni a servizio delle aule e nuovi magazzini per la scuola e il comune. I locali della mensa della scuola elementare di Nozzarego Basso sono stati tinteggiati. Dal punto di vista dei servizi, da lunedì si potrà subito beneficiare delle attività del prescuola e del pulmino. La primaria di Cogorno Cap e gli uffici dell'istituto comprensivo saranno temporaneamente spostati a San Salvatore, accanto all'altra scuola primaria e secondaria di primo grado all'interno del villaggio del ragazzo. Per agevolare le famiglie con bambini iscritti, il trasporto sarà effettuato con pulmini a carico del comune. In questi giorni si sono svolti sopralluoghi da parte degli amministratori nei vari istituti. A Lavagna, la nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Valentina Dall'Aquila ha visitato la scuola dell'infanzia Colombo insieme ai consiglieri Elisa Vaccarezza e Luca Sanguinetti e all'insegnante Cristina Chiesa. A Recco il sindaco e gli assessori hanno verificato la conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'istituto scolastico comprensivo che ospiterà 577 alunni. Lunedì sarà una prima assoluta per la rinnovata equipe del liceo scientifico ad indirizzo sportivo Gianelli di Chiavari, che ieri in una affollata assemblea, alla quale ha preso parte anche il vescovo, si è presentata alle famiglie degli alunni. Tutto è pronto dunque per il suono della fatidica prima campanella e auguri!